6.000 mi piace e organizzo un viaggio all'estero con Roberta. E ciao, benvenuti a Speranza, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si mangia di nuovo! Oggi ragazzi, come avrete letto dal titolo e dalla miniatura, proveremo, adesso vi farò vedere l'ospite speciale di questo video, per la prima volta un'hamburgeria internazionale. Non so se conoscete i ragazzi di Viaggia Quasi Gratis, i due influencer specializzati appunto in viaggi, hanno aperto il secondo loro locale di hamburger, l'hanno chiamato Gate 20 Burger Store, ovviamente riportandoci almeno mentalmente in un aeroporto come i Gate, no? Gate o niente? A posto. Ovviamente io oggi voglio provare tutto il loro menù, soldi permettendo, e quindi vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace. Arriviamo almeno a 3.000 mi piace per un altro video di food. Iscrivetevi al canale perché siamo veramente vicinissimi ai 100.000 iscritti. Dai, che sto organizzando questa festa, non vedo l'ora di farla insieme a tutti quanti voi. E scrivetemi qui sotto nei commenti se avete mai provato gli hamburger di Burger 20, anche perché non è la loro prima sede come vi dicevo, ma ce n'è un'altra a Napoli. Non sono mai stato, è la mia prima volta, quindi vamos! Che è più bella in mezzo, trucco. Se non ha fatto uno starnuto. No, non farlo! Buonasera, stasera si mangia, lo sai? No, è che si mangia. Ti porto da una bella parte in un centro commerciale dove già siamo stati. Però poi! Mamma mia, amore, mi fai vedere che sto fare negli occhi. Mi fai vedere tutto così. Cioè, ma guarda cosa devo subire, non lo so. Sta a posto. Ma che ti è andato in testa qualcosa? Mamma mia, sussurrando, Tu non lo sai, a suo cuore innamorato, pazzamente sulle idee, cerca di rendere giornate perché vive grazie a te. Questo amore esagerato che nessuno può fermare, è come una catena che nessuno può spezzare solo con te. Che sta vita mi è tagliata quando sto così a te, mi controlli dappertutto perché si non si vede. Ragazzi, vi prego, fate il meme su quest'ultima scena in macchina dove Giovanni canta, perché sto troppo morendo dalle risate, l'ho rivista in questo momento, ma veramente sto morendo. E se li mettete su TikTok noi li repostiamo sicuramente. Tu, io, noi, voi, tutti quanti li repostiamo, ciao. Oggi mi sono dimenticato di dire che questo locale lo hanno aperto al Maximul Pompei, che è un centro commerciale che voi conoscete molto bene perché già vi abbiamo portato proprio noi, proprio appena aperto il centro commerciale. E come l'ata voto stiamo bloccati rindo traffico. Cingara capi quartiere, se il traffico permette una mezz'ora. Lo voglio avere, a parte i scherzi, comunque qua è un punto critico della città, ma io capisco la gente che si casa qua e che quindi si lamenta, perché giustamente, dico giustamente, che lei è chiaramente, quindi la raretta giusta e la compagna di Chiara, mente pure esse, quindi ne pensate, nessuno di tutte e due, giusta e chiara. Vabbè, comunque Qua non potesse mai essere case attualmente, perché i centri commerciali non vanno costruiti dove ci sono i centri abitati, o no? Centro e centro non fa centro. No, come più per meno. O perlomeno, per non venire più o meno, io Meno meno per meno. Vabbè ragazzi, comunque il centro commerciale ce l'abbiamo vicino. Tutto sta nell'attraversare comunque il deserto del Sahara. Tu dici che non ti porto mai da nessuna parte. Oggi portato a Parigi, te la va, sta a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, che stai? E chi sto io parchezzo, i metta a Parigi, i metta a Ind. Ma che balli, non ha senso con tal canzone. E vai io, ciao. Sono due video? Sì. Ma che ha cominciato? Ma a me mi sta istruendo Andrea. A few moments later. Signori, siamo ufficialmente arrivati al Gate 20 Gate. Infatti già qui c'è la prima particolarità di questo locale, molto carina questa particolarità, perché il gate cos'è? È quella per imbarcarci. Esatto, è la porta attraverso la quale poi uno ci si imbarca, va in un aereo. Infatti
Voliamo. Ma che vogliamo? Stiamo cercando, teniamo un euro. Siamo ufficialmente dentro. Prima particolarità di questo locale, guardate qui, è come se fossimo all'interno di un aeroporto con i vari numeretti appesi qui che sono i gate. E poi non so se hai notato la vista sulla quale mangeremo, cioè praticamente sulla fontana. Assurdo. Miami? Io voglio andare a Miami. E boh. Adesso allaccia la cintura, inizia l'avventura. Abbiamo scannerizzato il menu, adesso vediamo un po' insieme cosa ci sta. Anche perché io voglio... Come niente? Anzi, per niente. Anche perché ragazzi voglio ordinare tutto il menu qui. Che ne pensi? E tanto va via, te lo puntate a posto. Allora, innanzitutto, oltre al menu classico ci sono menu itinerari 20 euro, menu tour 15 euro, menu escursioni 9,90 euro, limited e solo a pranzo. Poi c'è l'English version, menu itinerari, tour menu. Allora io vi mostro un attimo il menu, vi faccio vedere un po' cosa è composto. Allora, patatine, french fries, croccanti patate, stick fritte, poi patatas brava, patatine cajun, New York fries, Mykonos fries, patate dolci. Poi patate dolci fanno paura, mi ricordo quelle là di Carmine di Pizza Loca, quindi le adoro. Poi antipasti, wings tao, che sono le alette di pollo però sono glassate in salsa teriyaki e sesamo al wasabi, che fosse in teoria quelle che boom caia quando andai a mangiare il sushi per la prima volta, quindi X sopra. Tiras di pollo, croccanti e succosi filetti di pollo e già mi può piacere. Chicken pop, curry masala, pulled pork bibite, pulled pork bite, pickle e cheese e pork ribs. Poi vabbè ci stanno tutti i panini che ovviamente hanno il nome di un posto. Tu dove vuoi andare? Hai detto a Miami? Allora vediamo Miami per esempio come è fatta. No, non ci sta proprio Miami, quindi stai a casa. New York allora. New York City, allora bar artigianale con hamburger di Angus 150 grammi, cheddar, bacon tostato, insalata, pomodoro, salsa BBQ, cipolla croccante e salsa burger. Vabbè tu oltre alla cipolla che sono fettucciati, secondo me si può fare. Secondo te a me piace? Secondo me a me sì, piace. A me, può essere pure che non mi conosci proprio, vabbè Non ti poi. piace? Vabbè comunque, secondo me la Santorini ti piace, pita greca alla planca. Planca che cosa? Ma la pita non mi piace. Ma non ti conosco proprio. Gyros di pollo, patata fritta, cipolla croccante, salsa tzatziki, insalata e pomodoro. Cioè praticamente quelle che mi mangio quando andiamo in Grecia. Vabbè, mo scegliamo un attimo e ti faccio sapere. Anche perché, oltre questo, ci stanno, come vi ho detto prima, gli itinerari. Cioè, dove ti portiamo stasera? Sono arrivati gli itinerari. C'è il biglietto per la Spagna e il biglietto per la Grecia. Dove vorresti andare? Così, a occhio. Adesso in Grecia fa troppo freddo. Quindi in Spagna. Attualmente entri in euro, quindi in dolce stai a casa. Antipasti, patata brava, span i tomate. Tomate. Panino Ibiza, pan artigianale, hamburger di ternera, chorizo dolce, caciotta vaccina, peperoni alla plancia e salsa aioli, dolce, churros e Nutella, da bere, calice di sangria, il tutto a 20 euro. E poi c'è invece la Grecia, c'è la falafel di ceci, casacci greche, polpettine di melenzane, pita Santorini, pita greca alla plancia, gyros di pollo, la stessa cosa di prima, dolce e da bere. Vabbè, ci stanno questi itinerari. Poi un altro tour menù, Ibiza, Caesar, American Smash, London. Ultimo, ma non per importanza, ci sono le escursioni con menù smash, menù chicken, menù pita, menù hot dog di Patrizio Pianese, menù nachos e poi ci sono le aggiunte. Ah, ma io tra l'altro ci sono anche i piatti unici, cioè nachos Tex-Mex, stinco di maiale, spar ribs, uguale ribs, fanno paura, e i moussaka. Ah, poi ci stanno anche le insalate per chi sta a dieta. Io no. Ah, ok. E poi i dolci per chi non sta a dieta. Sempre io sì. Ma poi in teoria lo ricordo sempre, pure io sto a dieta. Però ecco. Voglio finalmente la prima portata alette di pollo e palline di popcorn. Ovviamente ragazzi non potevo fare altro che prendere le alette di pollo perché abbiamo assaggiato quelle del KFC, Burger King, McDonald's, dovevo assaggiare anche quelle di Gate 20. Vediamo un po'. Lasciami. Sai che sono un po' buone. Buone. Minchia. Assaggiamo. Oh, ma io sono succose, non dure, fatta proprio bene. Buonissima. Io questa addirittura la metterei al primo posto tra tutte quelle che ho assaggiato. Voglio qua fa paura. Veramente buonissima. E poi non è piccante. È vero, tra le cose che volevo dire, però ma scusate lo dice, non è piccante. Guardate qua quanto è unta, penso che si vede. Qua fa paura. Godo che le ho chieste senza salsa teriyaki e wasabi. Se no papitavo. Le prime due alette sono andate, adesso andiamo di pallina di popcorn. Che devo essere sincero, è la prima volta che lo provo. Pallina di popcorn al pollo fritto. Oh, io come sono buone queste cose. Allora mi sembrano le McNuggets, tipo le nuggets, però. Sono buonissime. Ce ne sono quelle un po' suggerate che poi vengono scritte sopra fatte. Che ce le fanno loro? Secondo me sì. Secondo me sì, pure secondo me. Ma perché Ma sono proprio morbidissime, succose. succose e morbidissime, voglio, fanno paura. Ma poi una tira l'altra perché non le ha chiuse, sono buonissime. Non me lo calmano. Godo, ottima scelta per il momento. Ah, tu già ti mangi la seconda aletta? Certo.
bel morso. Ah, che famo che mi sta venendo? Mamma mia, bello, succoso, godurioso. Buono proprio veramente, assai. Allora voglio sinceramente queste alette di pollo, che voi lo sapete, io sono il re delle alette di pollo, il maestro delle alette di pollo, l'amante più amante del web delle alette di pollo, gli do 10 come voto, le metto al primo posto tra tutte quelle che ho assaggiato. Allora c'è anche da dire che sono calde e fa la sua parte il fatto che sono calde, però voglio, sono succose, unte e buone al punto giusto. Bello, voto 10, io comincio alla grande. Finiamo questo nostro antipasto, ma questo no io, tu? Non mi piace. Ma non ti conosco proprio. Vabbè, io nel frattempo mangio, ma comunque tutto qua io, venite a provarlo, ve lo giuro. Sono veramente Guardate qua dentro come sono. Cioè non so se si vede, però voglio far capire che non sono secche. Sono proprio fresche. In attesa del panino si va di Coca-Cola. Zero però, voglio, perché siamo a dieta. Voglio, finalmente è arrivata anche la mia pita. E questa è la E questa è la sorpresa che non vi avevo detto prima, non ve l'avevo annunciato. Infatti, oltre ai panini che tra poco vi farò vedere, mi sono fatto arrivare anche la pita per provare anche un qualcosa di diverso rispetto al panino. La pita, vabbè, la conoscete, quella là proprio greca. Però mi sono fatto togliere la salsa tzatziki. Perché? Perché è fatta da yogurt e io se mangio lo yogurt mi caga sotto. Ok, tutto a posto. Andiamo dentro con l'assaggio. Ma che fai? Ti mangi la patata? Allora signori, è bella cicciotta. Ci sta insalata, patatine, la carne dentro penso sia kebab, sì, la carne del kebab e poi pomodori. Spero non sia secca. Allora è un po' freddina e il pane della pita, non so, non è che mi convince proprio al 100%, sono sincero, come in ogni video. Non sono un esperto, per amore di, però rispetto al solito la vedo un po' muscia. Allora, gli ingredienti dentro sono buoni, mi piace. È la pita che non mi convince proprio al 100%. Poi è fredda la giritta. Essendo fredda, secondo me non è buona proprio al 100%. Deve essere un po' più calda, come al solito le portano, diciamo. Però ripeto, è una piadina, secondo me è una pita da 7,5. Non sta già? Vai. Ma c'è la cipolla? Sì. Ah, poi però si sente. Mani, da roba ci poi tocciato a me a te, Mani. Ah, mamma mia, non mi piace. Vai, un bel morso, vai. Ah, ora soddisfazione. Vai, sincera, anche tu dici cosa ne pensi di questa pita gyros. Vediamo, ma non è male. No, infatti non ho detto che è male, però è fredda e secondo me il fatto che non è calda, non è fumante, non è al 100% proprio capire il top. È vero quello che hai detto. Devi assaggiare un attimo proprio l'impasto per vedere se realmente hai detto che non... È un po' muscio. E abbiamo, ma quella è la pita così è. Non è come la piadina. Ti hai dimenticato? Vabbè, comunque a me il coso muscio mi piace. Che ne pensi? Comunque, in ogni caso, non ho detto che è malvagia, anzi, ci ha girato pure 7,5. È un buonissimo voto. Comunque rettifico pure quello che ho detto proprio all'inizio. Ho detto è pienotta, invece secondo me con cose più ci poteva stare qua dentro. Perché guardate qua, cioè se la aprite c'è molto spazio per mettere altra roba dentro. Quando dai il morso e hai soddisfazione, secondo me al 70%. Sto facendo troppo il critico. Ah, boh, ma io come in tutti i video dico la verità. Però voglio, è buonissima, devo dire la verità. Vi dedico questo morso bello pieno qua, nell'angolo. Ah, è bellissimo. Me la faccio mangiare tutta quando? Finalmente voglio i nostri due panini e quindi i nostri due menù. Menù escursioni, il mio smash burger con le patatine fritte, ketchup e maionese. E poi abbiamo il panino London con bacon e hamburger, patatine e attenzione, uovo al tegamino. Panna artigianale bello cotto. E si procede signori con l'uovo dentro il nostro panino. Guarda, per tutta bella parte, bello sciolto. Ah, poi a me lascia di bello compatto. Bravo. E mo chiama una bella capata qui. Belli. Non ti ho mai visto mangiare un panino così grande. Quando è capato questo panino, bello grande, bello abbondante. Mi piace? Ovviamente questo panino l'ho fatto senza cheddar per assaggiarlo pure io. Certo. Ah, sembra una capata. Ah, sì. Hamburger di qualità, si sente, bello. Allora ragazzi, mi metto anche io l'uovo al tegamino qua dentro se riesco a pigliare. Eccolo qua, a me si è sciolto pure. Un po' di patate fritte. Vai, guardate che panino come ci fa. Tanta roba. L'hamburger del tuo panino è tanta roba. Questo è buono, ma lo sento di meno rispetto a quello là. Poi là pure il bacon è proprio bello, croccante, capisci? Si sente sotto i denti. Qua non lo so, penso che ho sentito molto più l'uovo e le patatine piuttosto che l'hamburger. È più sottile. È più sottile, esatto, è smesciato. Però è buono. Devo dire la verità, abbiamo scelto 3 cose, una più buona dell'altra. Lo sto mangiando tutto quanto pure visto, mamma mia. E poi come faccio sempre, patatine così, a raffica. Come ti piace, panino? Hai scelto un bel paninozzo. Voi vi faccio vedere una top giocata. Passate il panino qua dentro, inzuppate il panino nell'olio dell'uovo, guardate, e poi strafugate.
Mamma mia, voglio. Che bontà, che bontà. Insulto un'altra volta e via. Ora però abbiamo invertito i panini. Cos'è, sei un po' sfinita? Stai mangiando a sbaffo? Do un'altra capata a questo qua che è veramente buono, il London. Buono, 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 top, mi è piaciuto veramente tanto, nonostante ora si sia fatto anche un po' più freddo, però mi piace assai. Bacon croccante fa paura, tocca a noi. Guarda, succhieriendo. Crunch, bello, voglio, vi voglio lanciare una sfida adesso. Siamo in un posto che ricorda appunto un aeroporto, quindi 6.000 mi piace e organizzo un viaggio all'estero con Roberta. Pavese però. Ma adesso facci sapere quest'altro com'è. Top o non top? È uno spettacolo o non è uno spettacolo? Allora, il ban è diverso rispetto al mio. È vero. Il mio a me personalmente piace di più. Questo sembra tipo l'impasto del tortano. Che ti hai fumato? Poi vabbè, l'hamburger è totalmente diverso, cioè secondo me è anche la stessa qualità, solo che questo schiacciato sembra, cioè non si sente, capito? Invece Troppo. quello non si sente tanto. Vai all'ultimo morso. Voglio, questo video finisce qui, siamo rimasti soddisfatti da questa mangiata. Tra l'altro vi faccio anche leggere lo scontrino, ecco qua, 40 euro. Devo dire mi è stata fatta anche una piccola attenzione, non ero di 10 euro ma non importa, comunque è stato un bel gesto. Vi ringrazio, in ogni caso abbiamo detto la verità come in qualsiasi altro video che facciamo sul cibo. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, non vi dimenticate di lasciarne 6.000 se volete un viaggio all'estero. Un viaggio sì, dai. E noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!